L'autista Alberto Rizzotto, unica vittima italiana del disastro di Mestre, nel suo paese Vazzola, lo sconcerto e la commozione di chi lo conosceva bene. Quello era il lavoro della sua vita. La famiglia del 40enne conducente di pullman chiusa nel suo silenzio, il padre ufficiale dell'aeronautica, la mamma catechista, lo sconcerto del sindaco Zanon, notizie che non avevamo mai voluto ricevere. Il video shock della strage di Mestre, in cui hanno trovato la morte 21 tra turisti e autista del mezzo, nei filmati delle telecamere, gli istanti in cui precipita dal cavalcavia il guardrail strisciato per una cinquantina di metri. I magistrati di Venezia indagano con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo, nessuna frenata né contatti con altri mezzi, spiega il procuratore Cherchi, autopsia sul corpo di Rizzotto, forse colpito da malore. Identificate finora 8 vittime, 7 sono ragazze o donne, l'8º bambino di 1 anno e mezzo. Per accertare l'identità delle salme servirà l'esame del DNA. Tra i morti una sposina in viaggio di notte. Ricoverati in 5 diversi ospedali, 15 feriti, un terzo di loro è grave. Preoccupano le condizioni di una bambina di 3 anni ai Grandi Ospedali di Padova. A Treviso 2 fratelli che hanno perso la mamma. Il presidente del Veneto Zaia in visita all'Angelo di Mestre, proclamati in accordo con la prefettura 3 giorni di lutto regionale, bandiera mezzasta in tutti i palazzi delle istituzioni e nei municipi. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano la strage di ieri sera a Mestre, dove hanno perso la vittima, 21 persone, tra loro anche l'unica vittima italiana, l'autista trevigiano di Vazzola, Alberto Rizzotto, il ricordo di chi lo conosceva. E aveva trovato la sua passione, era qui, era la sua passione proprio di andare via col pullman, proprio era contento, insomma. Rossella Narder e il marito abitano nella casa di fronte a quella della famiglia Rizzotto. La coppia non trattiene il dolore, sconvolta, come tutta la comunità di Vazzola, come tutta Italia, dalla tragedia del pullman precipitato ieri sera, poco prima delle 20 dal cavalcavia Vempa di Mestre. L'unica vittima italiana della strage è Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, ma da sempre residente qui, a Tezza di Vazzola, insieme ai genitori. L'uomo era al volante del mezzo volato per 10 metri. Quello dell'autista era un lavoro intrapreso una decina d'anni fa, una vera e propria passione, racconta chi lo conosceva. La notizia che ci fosse anche lui tra le 21 vittime ha travolto la comunità sotto shock, come la signora Narder, che ha appreso solo stamattina da un messaggio del figlio della morte di Alberto. Ho ricevuto stamattina il messaggio di mio figlio, del cellulare, mi ha scritto solo così, Alberto Rizzotto, senza dir niente, perciò ho capito che era quello che io non volevo pensarci questa notte. I genitori di Alberto sono chiusi nel loro straziante dolore, le imposte chiuse. Nell'abitazione in tarda mattinata arrivano alcuni familiari, si intrattengono pochi minuti, nessuno se la sente di parlare. C'è chi arriva qui e lascia un mazzo di fiori in ricordo di Alberto. Era come un figlio per noi, ci dice ancora tra le lacrime Rossella Narder, ricordando quel ragazzo che ha visto crescere. Bravo, tranquillo, da qui tranquilli, educatissimo. Ti salutava da lontano, se lui ti vedeva per primo. Franco Palù, amico della famiglia Rizzotto, aveva incontrato solo pochi giorni fa Alberto, che conosceva da quando era nato. Io vado a lavorare? Sì. E poi mi ha spiegato più o meno i tragedi che faceva sempre, quelli di solito, aeroporto, tutto, le solite cose, viaggi praticamente brevi. Il suo lavoro aveva trovato la sua ragione di vita con questo lavoro? La sua dimensione, sì. Anche il signor Palù lo ricorda come un ragazzo solare, allegro, unico. Era splendido, solare, ma veramente simpaticissimo, aveva sempre una battuta per tutti. Quello stesso ricordo condiviso dall'ex insegnante delle medie di Alberto. Era buono, disponibile, gentile, affabile, affettuoso, cordiale anche, come il papà, come la famiglia, insomma. Aveva già la passione per le macchine. Ma lui parlava molto dell'aereo più che altro, ricordo anche del papà. Bandiere a mezz'asta Vazzola, paese in lutto, stretto intorno alla famiglia di Alberto. Alberto ricordato come un ragazzo gioviale, buono, allegro.
Vazzola è come avvolta in una bolla di dolore e shock da ieri sera, quando è arrivata la conferma che tutti temevano. La conferma che tra le vittime del pullman precipitato c'era anche l'autista Alberto Rizzotto. Una famiglia, la sua, molto conosciuta e stimata, il papà Luigi, ex ufficiale dell'aeronautica, mamma Mariella, da sempre impegnata nella vita della comunità, catechista in parrocchia, in molte iniziative di solidarietà, e poi i 2 figli, Giulio e Alberto. Quest'ultimo viveva con i genitori in via degli Zacchi, dove pochi oggi hanno voglia di parlare. Siamo sconvolti, è una tragedia immensa, ci dicono i conoscenti con gli occhi lucidi, a microfoni e telecamere spente per rispetto, ripetono tutti, della famiglia. Ma chi aveva avuto la fortuna di incontrare Alberto ricorda la grande passione per il suo lavoro, quei viaggi che puntualmente raccontava sulla sua pagina Facebook. Un bravo ragazzo, sì. Era da anni, sapevo che faceva questo mestiere, gli piaceva, pubblicavo tutti i giorni dove era. Alberto aveva molta passione di fare questo lavoro, perché lo vedevo lui, perché lui postava su Facebook diversi suoi questi viaggi. È un dramma, è una tragedia per tutto il paese. Un paese che si stringe nel dolore intorno ai familiari. All'esterno del municipio le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto. Conosco molto bene la famiglia, che è una famiglia, ho conosciuto anche lui per quei brevi periodi che si trovava in comune, in località, e quindi devo dire che è stata veramente una notizia stratosferica. Sono vicino naturalmente alla famiglia. Gioviale, buono, solare, questo era Alberto Rizzotto. Lo ricordo come un ragazzo, diciamo, solare, di una simpatia quasi unica. Quando lo vedevi con il suo sorriso ti dava una giovialità, la giovialità della giovinezza. In tutti resterà il ricordo di questo ragazzo, il suo sorriso e la sua bontà, mentre il pensiero ora va ai suoi genitori e alla famiglia. Mi auguro che proprio nella fede possano trovare questa forza di andare avanti, di sopravvivere a questa immane disgrazia. E torniamo a ieri sera, perché spuntano le immagini scioccanti che immortalano il momento dell'incidente e la caduta del bus dal cavalcavia. Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo Rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco, e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare. Un bilancio drammatico quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro, mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo stradale. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area, dal punto di contatto a quello di caduta, ovvero il guardrail e il parapetto esterno.
Le indagini continuano, si ascoltano le testimonianze dei superstiti. Intanto in alcuni casi è difficile identificare le vittime, per questo si potrebbe procedere con l'esame del DNA. Eccolo il guardrail su cui per circa 50 metri avrebbe strisciato l'autobus guidato da Rizzotto per poi precipitare. Nessun segno di frenata sull'asfalto e per quanto riguarda la velocità sembra che il mezzo procedesse lentamente. Nessuna collisione dunque con un altro mezzo, anche secondo quanto hanno raccontato alcuni dei sopravvissuti. Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Escluso l'impatto, dunque si propende per un malore dell'autista o un guasto meccanico. L'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Difficile ora dare un'identità alle vittime, molte non avevano i documenti con sé. Per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del DNA. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, tanto che questa mattina più di qualcuno si è recato sul posto per lasciare dei fiori. Sono passata ieri che era appena successo. Cosa ha visto? Brutto da vedere, proprio brutto. Le fiamme, l'odore di bruciato. No? Una notte di lavoro, la scorsa, che ha visto centinaia di forze in campo. Lo scenario ti rimane impresso, molti dei pompieri, e siamo intervenuti con oltre 60 persone, con oltre 30 mezzi, anche dalle province di Treviso, Padova, Rovigo, e molte delle persone, dei colleghi che ho salutato, sentito, eccetera, mi hanno detto: guarda, comandante, io non ho mai visto una roba del genere, una roba così. Il dolore dei colleghi di Alberto Rizzotto e le parole di Elio Tommasella di Confartigianato, da 42 anni, autista. Su quella tipologia di autobus interviene anche il presidente di MOM, Giacomo Colladon, che dice sono mezzi affidabilissimi. Le parole fanno fatica ad uscire, tante, troppe le domande per una tragedia che non ha precedenti. Gli autisti degli autobus sono costernati, il dolore per la morte del collega e per le vittime è atroce. A parlare il presidente degli operatori bus e servizi turistici di Confartigianato Treviso, Elio Tommasella, che conosceva bene Alberto Rizzotto. Ci trovavamo a volte in aeroporto, ci spiega, mentre effettuava i servizi navetta. Si era sentito anche con mio figlio tempo fa, è un bravo ragazzo, cortese, educato, molto disponibile e anche prudente, perché non era assolutamente una persona che pestava sull'acceleratore, anzi era uno molto, molto tranquillo nella guida. Poco tempo fa, con la crisi degli autisti, era stato chiesto ad Alberto di lavorare a Vazzola nel gruppo Tommasella. Si sarebbe avvicinato a casa, ma lui era felice di stare alla Martini, soddisfatto del suo lavoro, così aveva deciso di rimanere lì. Per guidare gli autobus elettrici ci vorrebbe una maggiore formazione, spiega Tommasella. La guida è una cosa, ma l'utilizzo poi giornaliero di questi mezzi sicuramente è diverso, hanno delle caratteristiche diverse, e gli autisti, in caso sia di guida normale ma anche soprattutto di emergenza, credo abbiano bisogno di informazioni particolari sull'utilizzo di questi mezzi. Quella tipologia di autobus è all'avanguardia. Il prossimo anno quei mezzi di quella marca arriveranno anche nelle strade della nostra provincia, spiega il presidente MOP Giacomo Colladon. Quell'autobus aveva 10 mesi, dice, recentissimo. L'autobus è tecnologicamente avanzato e quindi ritengo che non possa essere un problema tecnico, e quindi c'è stato qualcos'altro, probabilmente un malore, perché anch'io ho visto e sentito che l'autobus non è uscito a tutta la velocità fuori dal guardrail, ma insomma ha avuto un impatto abbastanza dolce. Qualcosa è successo, ribadisce Colladon. Aveva 40 anni, era giovane. Nessuno riesce a capacitarsi, ma il malore rimane per loro l'ipotesi più plausibile. Gli autisti mettono a rischio la loro vita per salvare i passeggeri. Termina. Su Alberto, sulla sua perizia di lavoro non ho nessun dubbio, quindi credo personalmente non abbia nessuna responsabilità sull'accaduto.
Facciamo adesso il punto sui feriti. È un evento eccezionale, è una cosa drammatica che colpisce Venezia, ma penso colpisca tutto il mondo, visto l'entità di chi ha interessato. Ci sono diversi bambini e questa è la cosa più drammatica. Tra i passeggeri del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre c'erano 5 minori, 2 purtroppo sono deceduti, la vittima più piccola, appena 1 anno e mezzo, l'altra 11 anni. Negli ospedali di Treviso e Padova ci sono invece i bambini feriti. Sono stati principalmente traumi, poi la gravità di questi traumi in alcuni è stata complicata dalle ustioni. Il quadro clinico più grave è quello di una piccola ucraina di 4 anni ricoverata in azienda ospedaliera a Padova con ustioni e traumi. Al Cafoncello di Treviso ci sono 2 fratelli austriaci di 3 e 13 anni. La loro mamma e il compagno invece sono tra i 21 deceduti. Dei 15 feriti, 7 sono ricoverati nelle varie terapie intensive degli ospedali della regione. Sono i casi più complicati. A Padova, sede del centro grandi ustionati, oltre alla piccola di 4 anni è arrivata anche una 52enne spagnola. Condizioni, diciamo così, pesanti, ecco, usiamo un po' questo termine. Sono persone sulle quali stiamo facendo di tutto di più per cercare di venire a capo, insomma, ecco, delle problematiche pesantissime che hanno. Vediamo un po' la situazione come evolve nelle prossime 24 ore. A Treviso, oltre ai 2 fratellini austriaci, è ricoverato il padre di uno dei 2 piccoli. Poi c'è la mamma della piccola ucraina portata a Padova e uno spagnolo, marito della 52enne. All'ospedale all'Angelo di Mestre ci sono invece 6 feriti, 3 ucraini, un tedesco e 2 ancora da identificare. Una turista francese invece è ricoverata ad Olo e un croato a Milano. La macchina dei soccorsi ha mobilitato tutto il Veneto con 40 ambulanze e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Treviso per ritrasportare i 2 casi più gravi a Padova. A bordo del bus, oltre all'autista Alberto Rizzotto, c'erano 35 passeggeri, 8 le vittime su 21 per ora identificate. Molte di loro non avevano i documenti, quindi la procura ha dato l'incarico alla medicina legale e alla polizia scientifica di effettuare gli esami del DNA nella speranza di poter dare a tutti i corpi un nome per poter avvisare i familiari. 3 giorni di lutto regionale con il presidente Zaia che ha annullato tutti gli impegni e questa mattina si è recato all'ospedale all'Angelo dove sono arrivati i familiari delle vittime. Parole prudenti le sue sulla possibile causa dell'incidente. Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quella in autobus, se ci sono, se c'è, se sono salvate le immagini e le testimonianze ci aiutino a capire cosa è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. Il presidente del Veneto Luca Zaia arriva all'Angelo di Mestre poco dopo mezzogiorno. Annullati tutti gli impegni, indetti 3 giorni di lutto regionale con l'invito a tutti gli enti di esporre le bandiere a mezz'asta. All'ospedale allestiti servizio di accoglienza e sala dedicata ai parenti delle vittime della tragedia del bus con interpreti e psicologi. Abbiamo da un lato il tema del riconoscimento delle vittime e dall'altro quello di occuparsi dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte, ma anche coloro che sono negli ospedali, che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su 5 ospedali che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba di 3 anni che è anche una grande ostionata per la quale siamo veramente preoccupati. Tra i morti una bambina di poco più di 1 anno e una ragazzina di 13 anni. Tra i feriti una coppia di fratelli austriaci di 3 e 13 anni ricoverati a Treviso, la cui mamma è morta insieme al compagno. Sulle cause di quella che definisce una tragedia immane il governatore rimane prudente. Siamo davanti a una macchina che è recentissima, del 2022. L'autista è una persona esperta per bene, è super referenziato, per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico piuttosto che altri fattori che oggi non ci sono noti. Attendiamo. Zaia ha ringraziato l'apparato sanitario per la mobilitazione sul posto e negli ospedali, dalla Regione il supporto ai soccorritori anche in termini di protezione civile. È stato garantito come sempre il supporto nelle attività di soccorso, ognuno per quanto di competenza. La Regione ha coordinato tutta l'attività dei soccorsi sanitari, intervenuti con una ventina di ambulanze, 5 ospedali coinvolti dove sono stati ricoverati i feriti, alcuni di quali purtroppo gravi, e per quanto riguarda la protezione civile ha garantito supporto e l'assistenza alla popolazione laddove necessario.
Un appello all'unità in questo momento di profondo dolore arriva dal presidente Anciveneto, sindaco di Treviso Mario Conte, che ha espresso la solidarietà della città al collega di Venezia Brugnaro. Non è il momento di puntare il dito contro nessuno, ha detto Conte nel corso della nostra edizione straordinaria. Spesso gli stessi comuni vengono lasciati senza risorse. Ma no, gli ho mandato un messaggio io di sostegno, di supporto, mettendoci anche a disposizione per quello che può servire, anche se in questo momento credo che fa più un supporto morale, la vicinanza dei colleghi che condividono il peso di un ruolo che porta con sé delle responsabilità enormi e talvolta, come sta succedendo in questo caso, il rischio di trovarci i riflettori addosso puntati e soprattutto delle ipotetiche responsabilità pesano, perché siamo degli esseri umani, delle persone che ci mettono cuore e anima tutti i giorni, tanta passione per servire la nostra comunità, e poi appena succedono episodi come questo, che sono gravissimi certamente, il primo a trovarsi con le dita puntate è sempre il sindaco. Cioè noi non abbiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire una messa in sicurezza a 360 gradi del nostro territorio, fermo restando che poi quando succede qualcosa la colpa è sempre del sindaco. Allora o ci vengono date le risorse e poi giustamente noi ci facciamo carico di tutte le nostre responsabilità. Se avevamo le risorse per mettere in sicurezza i garrail non l'abbiamo fatto, ma se non abbiamo le risorse per scuole, per mense, per trasporto pubblico, per la messa in sicurezza stradale, per il rifacimento degli asfalti, per la manutenzione verde, non abbiamo più le risorse per far nulla in questo paese, ma le responsabilità restano sempre e comunque invariate. Allora io dico, ok, se la colpa è di qualcuno troviamo il responsabile, però prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose. Una tragedia, quella di Mestre, che vi stiamo raccontando da ieri sera alle 20:40 circa, e questo anche grazie al vostro continuo supporto. Lo smarrimento iniziale, lo shock, l'angoscia, anche le nostre redazioni pochi minuti dopo lo schianto di Mestre hanno trattenuto il respiro sperando di aver capito male. No, non poteva essere vero, quel cavalcavia in Veneto e non solo lo conoscono tutti. Una tragedia troppo grande e la nostra scelta immediata di interrompere il regolare flusso delle trasmissioni per mettervi in contatto con la realtà senza filtri se non l'urgenza di raccontare i fatti con il giusto tatto che imponeva uno scenario di guerra che ha sconvolto tutti. Ci riconoscono come il vero servizio pubblico ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Sono circa le 20:30 quando parte la nostra edizione straordinaria. Siamo gli unici a trasmettere in diretta a nord-est e a livello nazionale. Il dramma di un'intera città diventa mondiale con il passare dei minuti. Al momento siamo costretti a interrompere la programmazione di Antena 3 per una notizia appena giunta. Un autobus, non è ancora chiaro se si tratti di un bus turistico, ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa in via dell'Elettricità a Mestre ed è... Arrivano le prime immagini, si fa una selezione dei video utilizzabili, cerchiamo riscontri con gli operatori dell'urgenza ed emergenza che si rivelano ancora una volta degli angeli, al di là di ogni retorica. Le redazioni si allineano, sul posto arrivano le nostre troupe, con noi ancora una volta ci siete voi. Più di un Veneto su 5 sceglie le trasmissioni del gruppo Media Nord-Est con i dati certificati Auditel che segnano oltre 1.600.000 telespettatori nella giornata, di questi quasi 900.000 solo su Antenna 3, la dimostrazione che di fronte a un evento di cronaca i punti di riferimento dell'informazione sul territorio sono le nostre emittenti, il vero servizio pubblico televisivo del Nord-Est. Se qualcosa succede è accendendo Antenna 3 che si può essere informati. Ancora una volta abbiamo lavorato fianco a fianco con voi telespettatori che con migliaia di video, considerazioni, segnalazioni ci avete aiutato in un momento critico e sconvolgente per tutti a fare un'informazione seria, autorevole e credibile, il servizio pubblico del Nord-Est. E lasciamo quest'ampia e doverosa pagina dedicata alla strage di Mestre e passiamo alla cronaca. Chiesa parrocchiale di Silea gremita per l'ultimo saluto a Giovanni Marino, il 22enne che ha perso la vita dopo 5 giorni di ricovero a seguito dell'incidente di domenica 24 ottobre lungo la Treviso Mare, una comunità che si è stretta alla famiglia, parenti e amici che lo hanno omaggiato con una corona d'alloro per il suo forte desiderio di intraprendere la facoltà di medicina di cui aveva passato il test d'ingresso. In molti l'hanno voluto ricordare
ricordare per la sua generosità espressa anche nella volontà di donare gli organi. Giovanni, ha sottolineato il parroco nell'omelia, era consapevole che la vita fosse un dono e commosso il ringraziamento della famiglia straziata dal dolore a chi ha saputo riconoscerne la sensibilità e ha saputo amarlo. La tragedia di Sernaglia della Battaglia, giallo sulla dinamica dell'incidente avvenuto la sera di domenica 1 ottobre, decisiva sarà l'autopsia sul corpo della vittima, il 57enne. Sarà l'esame autoptico disposto dal pubblico ministero Barbara Sabattini a far luce sulla morte del 57enne marocchino trovato senza vita lungo la provinciale 34 a Fontigo di Sernaglia della Battaglia, poco distante dall'incrocio con via Fontane Bianche. La bici accanto alla vittima non aveva segni di collisione con auto, né a terra sono stati trovati parti di vetture. Fra le ipotesi degli investigatori, quella che il ciclista possa essere caduto da solo in un secondo tempo investito da un'auto pirata. Da stabilire se il 57enne possa essere morto a causa della caduta oppure dopo essere stato travolto. Intanto continuano serrate le indagini dei carabinieri per identificare l'automobilista che lo ha investito e poi si è dato alla fuga. I militari hanno visionato le immagini della videosorveglianza della zona che non riprenderebbero però l'esatto luogo della tragedia, ma qualche istante prima e dopo. Il cerchio comunque potrebbe estendersi per il pirata già nelle prossime ore. Agivano insieme per far cadere nella trappola le loro vittime, 2 le coppie identificate e denunciate dai carabinieri. Non solo, sono stati smascherati anche altri 2 truffatori. È il risultato delle indagini dei militari per risalire ai responsabili dei raggiri. A Montebelluna è stato deferito in stato di libertà un 60enne toscano che dopo aver posto in vendita un box per ricovero si faceva accreditare da una 52enne la somma di 300 euro sul proprio conto corrente senza recapitare la merce e rendendosi poi irreperibili. I carabinieri di Strana hanno denunciato invece per truffa in concorso una coppia di romani, 37 anni lei, 46 lui, che nel luglio scorso avevano raggirato un operaio 36enne di Castelfranco, convincendolo a versare loro 1.100 euro dopo averlo contattato telefonicamente con il pretesto di trattare la vendita online di una tuta da moto. E ancora a Vedelago i militari hanno deferito all'autorità giudiziaria un 23enne marocchino che nella trattativa di acquisto di un mobile è ritenuto autore di una truffa ai danni di una 45enne. Altra coppia di presunti truffatori smascherata dai militari dell'Arma a Pieve del Grappa, un 50enne e una 53enne fingendosi dipendenti di una compagnia assicurativa hanno tratto in inganno un 63enne da Possagno convincendolo telefonicamente a versare loro la somma di 240 euro per il pagamento di una polizza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in diretta, si è svolta oggi alle 17:30 nella chiesa di San Francesco di Treviso la Santa Messa presieduta da Monsignor Michele Tomasi. In questa occasione è stata ripresa l'antica tradizione di accendere la lampada votiva che arderà tutto l'anno all'altare di San Francesco. Hanno partecipato alla celebrazione i sindaci della cintura del Comune di Treviso che a turno il 4 ottobre dei prossimi anni saranno chiamati ad accendere personalmente la lampada in onore del santo. Arriverà venerdì alle 15 in Duomo a Treviso e a 120 anni dall'elezione al soglio pontificio il corpo di San Pio X e sabato, dopo la celebrazione solenne con il patriarca Moraglia e i vescovi del Triveneto, il Papa Veneto tornerà nella sua Riese che ieri sera ha organizzato un'altra delle tante iniziative legate alla figura di Papa Sarto. Abbiamo giocato sul nome di Pio X chiamandola ad esempio vite ispiranti. Abbiamo chiamato 3 persone che riteniamo possano fungere da modello, che attraverso quello che fanno nella loro vita possono fungere veramente da esempio edificante. Quindi da questo gioco di parole abbiamo organizzato questa serata. 3 esempi di vita, 3 storie a confronto sotto il segno di Pio X, il municipio ariese. Davanti ad una sala piena di volti e di curiosità si sono confrontati i percorsi di Saimi Basso e la sua vita che si consuma al doppio della velocità rispetto agli altri, Rudy Zanatta e la sua fabbrica dei sogni per chi non ha più tempo per attendere la realtà, e Giovanni Trinca con il suo quasi mezzo secolo di impegno verso chi è arrivato qui con la speranza di un futuro migliore. 3 volti per quell'impegno comune che li avvicina alla vita e alle opere di Papa Sarto, quello di far del bene. Far del bene significa tentare di lasciare il mondo anche leggermente migliore
di come l'abbiamo trovato. Per lei cosa significa fare del bene? Metterci il cuore, cioè credere in quello che fai, che ci ho sempre creduto e spero di continuare a farlo sempre con il cuore. Fare del bene vuol dire vivere meglio noi, cioè fare del bene agli altri vuol dire fare bene per me. Così Sammy ha raccontato la sua battaglia perché la progeria, malattia dell'invecchiamento precoce, in futuro non faccia ad altri bambini ciò che invece sta affrontando lui. L'unico esempio che posso dare, ma che direi possiamo dare, è proprio questa idea di partecipazione, di tante persone che assieme vanno avanti e arrivano a un obiettivo. Obiettivi invece che continueranno a ripetersi per Rudy, che finora ha dato realtà a oltre 300 sogni di bambini e ragazzi che hanno affrontato il dramma del tumore. Tutte storie con un'unica morale. La vita deve essere vissuta a pieno e credere nel potere dei propri sogni è incredibile e fondamentale. Sogni che per molti immigrati sono diventati la realtà di una vita normale, lontano da guerre, fame e cambiamenti climatici. Storie che ricordano i nostri migranti in quella disperazione del viaggio a Qatar Fortuna che il vescovo Sarto fu tra i primi a percepire. I migrati bisogna rispettarli per quello che sono, non c'è da odiarli né da amarli, bisogna rispettarli. Secondo lei Pio X adesso cosa direbbe di questa ondata? Sarebbe schierato con noi, tanto per essere chiari, sicuramente. E c'è grande attesa per l'arrivo di Papa Pio X, con l'occasione una serie di appuntamenti seguiranno il suo viaggio da Treviso a Riese. Cresce l'attesa per il ritorno di Papa Pio X nella sua terra veneta a 120 anni dall'elezione al soglio pontificio, in particolare a Treviso e Riese, dove fervono i preparativi per l'accoglienza del corpo che arriverà venerdì pomeriggio alle 15 e che Antena 3 racconterà nel corso dei telegiornali. Una presenza che verrà celebrata dal patriarca Francesco Moraglia, con la messa solenne che vedrà la presenza dei vescovi del Triveneto e che sabato mattina Antena 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 10:30. Poi il Papa Veneto sarà accompagnato nella sua Riese, che lo attenderà alle 18 per una breve processione dalla chiesa parrocchiale fino alla casa natale, che vi racconteremo nei telegiornali della sera per poi continuare in diretta dalle 21:15, con la veglia dei giovani della diocesi dentro e fuori al santuario delle Cendrole, arricchita dalle riflessioni e dalla presenza del vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Poi inizierà la settimana nella quale ognuno potrà far visita a San Pio X all'interno del santuario e dove martedì 10 dalle 21:15 Antena 3 seguirà la fiaccolata di preghiera lungo il sentiero dedicato al curato della campagna veneta, divenuto Santo Padre della Chiesa Universale. E c'è un altro grande appuntamento che Antena 3 seguirà in diretta, perché sono passati 60 anni dalla notte del 9 ottobre 63, quando si è consumata la tragedia del Vajont. Numerose comunità sono state distrutte, oltre 2000 persone hanno perso la vita. Anche quest'anno Antena 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto ma l'Italia intera, con una serie di appuntamenti a partire da domenica 8 ottobre con il documentario L'eco del fango. A seguire lunedì 9 ottobre la diretta dalle 8:45 seguirà la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al cimitero di Fortonia. Per concludere alle 21:15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga del Vajont. Sinner raggiunge il primato di Panatta, quarto nel ranking mondiale. L'ex campione dice: sono contento mi abbia eguagliato, ma gli auguro di diventare il numero 1 al mondo. Sinner come Panatta, a distanza di 47 anni, il record dell'unico tennista italiano a raggiungere la posizione numero 4 della classifica mondiale viene eguagliato da Jannik Sinner, il 22enne altoatesino, con la vittoria su Carlos Alcaraz in semifinale al China Open. Sono contento che lui mi abbia eguagliato quel primato, sicuramente lo potrà proprio migliorare, ma questo qui è fuori di dubbio. Lui ha battuto, più che ha battuto, ha preso a pallate Alcaraz in semifinale e oggi ha vinto il torneo perché ha battuto anche Medvedev, per cui un altro torneo molto importante di Pechino che si aggiunge a quelli che aveva già vinto. È un ragazzo molto forte, un ragazzo per bene, un ragazzo molto serio, che si allena tantissimo e che ha come obiettivo diventare il numero 1 del mondo. Poi io glielo auguro perché, ripeto, ha talento e ha un bel tennis, proprio un bel tennis.
Traguardo storico per il tennis azzurro. Dopo Panatta nel 1976 nessun altro tennista italiano aveva raggiunto questa posizione e così l'augurio sportivo dell'ex campione, mito del tennis italiano, per la prestigiosa carriera. Gli auguro tutto il bene possibile. Io sono completamente privo di invidia. Non lo ero quando giocavo con Borg, con Connors, con questi fenomeni di quei tempi. Figurarsi se lo sono oggi, che neanche gioco, per cui gli auguro tutto il bene possibile. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. La tragedia accaduta ieri sera a Mestre, la proclamazione del lutto regionale ha costretto al cambio in corsa di svariati appuntamenti istituzionali programmati per la giornata odierna, annullata la seduta straordinaria del Consiglio regionale a Longarone per commemorare il 60° anniversario del disastro del Vajont, attesa per le 15 di oggi. La seduta è stata posticipata al prossimo 17 ottobre, sempre nella sala consigliare del municipio di Longarone. Assente il presidente della regione Zaia, ha avuto invece luogo in forma ristretta la deposizione di una corona nel cimitero monumentale di Fortogna. A guidare la delegazione del Consiglio regionale il presidente Roberto Ciambetti, accompagnati dai consiglieri bellunesi Silvia Cestaro e Giovanni Puppato, dal veronese Filippo Rigo e dal segretario regionale del Consiglio regionale Roberto Valenti. Ciambetti, accolto dal sindaco di Longarone Roberto Padrin, anche a nome dell'intera Assemblea legislativa veneta, ha ricordato la tragedia del 9 ottobre 1963 in cui morirono 1910 persone. Caso profughi in provincia di Belluno, attualmente sono accolti poco meno di 400 migranti. L'obiettivo del prefetto è di poter avere la disponibilità di almeno 500 posti il prefetto lancia l'ennesimo appello. SOS cercasi locali, quindi non un SOS siamo in emergenza, non riusciamo ad accoglierli. È sotto gli occhi di tutti, gli arrivi dei migranti dall'hotspot di Lampedusa sono incessanti, i numeri pur esigui richiedono la disponibilità di chiunque in provincia. Per stasera a mezzanotte è atteso un minore non accompagnato che sarà accolto dal comune di Santa Giustina e probabilmente sarà sistemato nella struttura della diocesi a Colcumano. Quando sono arrivato davamo accoglienza a 200 persone. Oggi diamo accoglienza a 400 persone. Il mio obiettivo è arrivare a breve termine a dare accoglienza a 450, a medio termine a 500. Pur non volendo allestire tendopoli, il prefetto, previa autorizzazione del Dipartimento di Protezione Civile, ha chiesto ai Vigili del Fuoco la disponibilità di 30 brandine che sono arrivate ma non trovano una collocazione idonea. Mi sembra veramente un peccato di Dio non riuscire a trovare una struttura, un'ex scuola, un deposito dove poterle collocare. Esclusa l'ex scuola di Orzessa Belluno che necessita di lavori idraulici. La cooperativa Integra ha manifestato interesse, ma al momento la disponibilità resta in fieri. Qualche appartamento è stato recuperato fra Belluno, Santa Giustina, Soverzene, Ponte nelle Alpi. Resta da risolvere al più presto il nodo dei minori non accompagnati. Ce ne sono al momento 14 in provincia. Nessuno viene lasciato a se stesso, afferma il prefetto. Ho anche scritto a tutti e 61 i sindaci chiedendo di poter accoglierne uno a testa. 61 comuni, 61 migranti. Faremo di tutto, dopo averli salvati in mare, per salvarli in terra, cioè per non lasciarli indifesi, incustoditi. Il prossimo 9 ottobre, nel giorno, l'abbiamo detto, del ricordo del 60° anniversario della tragedia del Vajont, da Longarone partirà la settimana nazionale della protezione civile. 7 giorni ricchi di eventi, qui principalmente la scuola è chiamata ad essere protagonista. Il prologo in provincia di Belluno questa mattina con 2 distinte iniziative: scuola sicura a Feltre e una lezione speciale nel capoluogo. Studenti vis-à-vis con scenari emergenziali. A Feltre l'ipotesi di un terremoto del 5° grado della scala Richter ha mobilitato i 600 ragazzi del liceo Dal Piaz in una simulazione scattata poco dopo il suono della campanella.
stato immaginato lo scenario di un terremoto, di un sisma, con due feriti che sono stati soccorsi, recuperati. In alcune scuole simuliamo un evento alluvionale, in alcune scuole simuliamo un incendio e cerchiamo appunto di rimanere più aderenti possibili ai rischi che ci sono in quel territorio. È Giampaolo Bottacin a parlare del significato di Scuola Sicura, un'iniziativa dell'Assessorato Veneto della Protezione Civile nata nel 2016 che viene riproposta ogni anno in 2 sessioni nelle scuole della regione. L'obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi perché sappiano come approcciarsi alle situazioni di rischio e contemporaneamente anche spiegare a loro quanto complesso ma efficace sia il sistema della protezione civile, che è veramente complesso, articolato. Vigili del fuoco, volontari di protezione civile della Croce Rossa, SUEM e cinofili pronti a spiegare procedure e prove fino all'arrivo dell'elicottero del 118 atterrato nell'area antistante l'edificio scolastico. Risposta buona, ragazzi attenti. Per l'amministrazione comunale di Feltre è l'occasione per stringersi al comune di Venezia, colpito dalla tragedia accaduta ieri sera a Mestre. Colgo l'occasione per esprimere solidarietà della città di Feltre alla città di Venezia. Bisogna essere sempre pronti. Anche noi, oltre a questa manifestazione, proprio a fine mese faremo un'ulteriore esercitazione dove attiveremo il COC e attiveremo tutte le strutture che, come dicevo, interagiscono nella protezione civile. A Belluno l'evento per gli studenti dell'ITI Segato, un'ottantina attesi dall'assessora comunale Lorenza De Cunovic per una full immersion teorica sulla protezione civile, mentre per l'esercitazione pratica l'appuntamento è per il 14 ottobre al Parco di Lambioi. È un messaggio che vogliamo dare, una comunicazione, perché tutti devono sapere che cos'è fare il volontario di protezione civile. Abbiamo in progetto a breve anche l'informazione alle scuole elementari, alle scuole medie del nostro territorio. Noi siamo in chiusura, ora le previsioni del tempo e subito dopo nuova edizione straordinaria dedicata alla strage di ieri sera di Mestre, servizi e collegamenti per ripercorrere queste ultime ore che abbiamo raccontato sin dall'alba di oggi. Grazie per l'attenzione, restate su Antenna 3. Buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Alta pressione prevalente ma non del tutto stabile. Sempre bel tempo e clima eccezionalmente mite sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 ottobre. Sul Veneto il cielo si presenterà spesso nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate, ma comunque non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature senza variazioni, minime sui 10-16 gradi, massime comprese tra 22 e 26 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento ma sole prevalente un po' ovunque. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con prevalenza però di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.